Mentre le campane suonano alle 12, il custode chiude le porte della chiesa di Castagnole. Come recita il cartello appeso al portone d'ingresso, riaprirà alle 15. La sofferta decisione presa dal parroco Don Michele Secco dopo l'escalation di furti che ha interessato la frazione di paese negli ultimi giorni. Anche la stessa parrocchia è finita in passato nel mirino dei malviventi. Siamo arrivati all'assurdo ormai, che una chiesa deve essere chiusa all'accesso ai nostri concittadini per queste problematiche qua. Trovo che siano veramente una cosa che noi non avevamo mai visto. D'altra parte il parroco stesso mi dice che dopo 3, 4, 5 tentativi di furto, alcuni andati anche in porto, non possiamo assolutamente registrare continuamente questo tipo di vandalismo. Il fatto è che vengono rubate le offerte ai poveri e ai defunti, e quindi la cosa è ulteriormente fastidiosa. Una decisione, quella di Don Michele, condivisa anche dagli stessi fedeli. E va bene così perché sono tanti furti in giro, tanti delinquenti. In questo periodo i furti sì, ce ne sono stati molti e sì, la gente ha questa sensazione di paura sicuramente. Il parroco la chiude perché è stato comunque vittima più di una volta di qualche furto e la gente è un po' dispiaciuta perché magari potrebbe andare un po' più spesso. E anche le cassette dell'Advar anche da noi sono state portate via. E certo, se che si ladri bisogna. Che ha fatto bene a chiudere. È un dispiacere darla vinta magari alle persone che purtroppo fanno queste cose qua, chiudendo un po' la comunità, ecco, mi dispiace. Negli ultimi giorni Castagnole è stata bersagliata dai ladri entrati in azione mentre i proprietari erano in casa, lasciando danni e una forte preoccupazione. Noi come comune abbiamo fatto tutto il possibile, spiega il vice sindaco, anche sul fronte controlli più di così non si può fare. Non possiamo militarizzare il territorio, quelli che abbiamo sono già sufficientemente impegnati, sono bravi, bravissimi, controllano il territorio. Noi dobbiamo avere la certezza della pena e dovremmo avere la certezza che la proprietà privata è sacra. Quindi chi viola la proprietà privata deve essere punito in maniera esemplare.